Lucia Palermo, vice segretaria di Sicilia Futura, anche consigliere comunale al Comune di Agrigento, lancia una iniziativa sicuramente provocatoria in merito a questo nuovo centro di accoglienza che ad Agrigento, in via Giovanni XXIII, in un ex albergo cittadino, accoglieranno. Beh, diciamo che è stato un tema caldo, visto le richieste e la preoccupazione dei residenti della zona. Ho visto diversi interventi, dal Presidente del Consiglio, dove giustamente diceva che l'attore principale è la Prefettura, e proprio a lei voglio ricordare che il nostro compito è quello di portare avanti le richieste e cercare di tutelare i nostri cittadini. Quindi a prescindere noi dobbiamo mettere l'accento su quelle che sono le volontà della città, perché siamo delegati ad agire dalla città. E poi anche sono contenta di aver visto i vari comunicati di vicinanza e di preoccupazione di Forza Italia e Uniti per la città, e proprio sulla base di questo rincaro la dose. Abbiamo sentito come Sicilia Futura i residenti della zona e stiamo organizzando insieme a loro un corteo di sensibilizzazione dove facciamo sentire la necessità di non trasformare il centro città, la zona centrale. Voglio ricordare che parliamo della via sopra il Viale della Vittoria, che è uno dei nostri salotti, o così dovrebbe essere. Per far sentire la voce non possiamo ghettizzare la nostra città. E quindi il corteo sarà voluto, cercato, ma soprattutto non deve avere distinzioni e marchi di alcun partito. Quindi, togliendo quello per evitare che possa essere strumentalizzato, abbiamo la voglia di portare avanti la richiesta salvaguardando le nostre città. Voglio ricordare che noi ad oggi non abbiamo una politica seria di inserimento di questi soggetti che vengono a chiedere aiuto in una situazione sicuramente disperata. Quindi, in mancanza di questo, noi andiamo a creare il caos e andiamo a cambiare il tessuto sociale ed economico della nostra città. Serve una programmazione. Ricordo e chiudo che la nostra amministrazione ha fatto un atto di indirizzo volto a contrastare questo insediamento forte e incontrollato, perché i numeri a quanto pare abbiamo superato la soglia massima di accoglienza, e si è messa a capo, quindi non può che essere a capo del corteo. L'invito è proprio al primo cittadino di affiancare e di cercare un incontro con il prefetto e con la prefettura per cercare di tranquillizzare, per bloccare quello che è bloccabile ad oggi e che magari domani non sarà più fattibile.